Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre a puzza sotto naso, facciamo a gara a chi nel nostro spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. O Padre, che ci hai chiamati ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi della nostra mente, del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. Buona domenica, carissimi amici. Oggi la Chiesa ci fa chiedere a Dio quello che abbiamo sentito, che Lui ci mostri la sua gloria, la bellezza, la grandezza, la potenza, eccetera, eccetera, la gloria di Dio. Ma che cos'è la gloria di Dio? Io non ho mai visto Dio, penso nemmeno tu che mi stai ascoltando, noi non vediamo Dio. Allora, dove lo possiamo vedere in un certo modo? Ecco. Nell'uomo vivente, in una realtà umana consapevole di sé. Ecco. In fondo Gesù questo è, una realtà umana consapevole di sé. Che significa? Che vuol dire? Che Gesù, piano piano, ma al tempo giusto, già a 12 anni, si occupava delle cose del Padre suo, come dice ai genitori quando l'avevano perso, cominciava ad essere consapevole di essere sì figlio di Maria e di Giuseppe di Nazareth. Perfetto, non ci piove, come io sono figlio di Rosetta e Tonino, i miei genitori, mamma e papà, come tu. Però Gesù era consapevole già da bambino, perché la mamma e il papà, fra un po' faremo la festa del papà, perché la mamma e il papà non gli facevano solamente le raccomandazioni che fanno i nostri genitori, ecco, di studiare, di farsi i compiti, di stare attenti a non farsi male, di osservare le regole, no, le raccomandazioni, di stare attenti. Maria e Giuseppe, ma non tanto da come parlavano, da come lo guardavano, da come lo trattavano. Lui capiva di essere una cosa importante, di essere grande, perché se mamma mi tratta con questo rispetto, papà la stessa cosa, chi sono io? Chi sono io? Se ti capita di avere un padre deficiente che ti dice stai zitto che tu non capisci niente, oppure che ti picchia, che ti tratta male, che non ti responsabilizza, amici miei, i guai psicologici nascono tutti dal rapporto malato che abbiamo. Ecco. Allora, la gloria di Dio è l'uomo vivente, è il primo uomo che, se uno era attento, poteva vedere la gloria di Dio, era Maria di Nazareth, no? Fra un mese esatto
festeggeremo il concepimento di Gesù il 25 di marzo, no? Perché è stata concepita senza il peccato originale, quindi la gloria di Dio si vedeva di più. E poi ciò che da lei è nato, Gesù. E poi dopo Gesù che muore e risorge, coloro che lo hanno incontrato. Dove si può vedere la gloria di Dio? In qualcuno che ha sperimentato la potenza di Dio. E la potenza di Dio è la misericordia, il perdono di tutti i peccati. Ecco perché l'altro ieri, venerdì, abbiamo festeggiato la cattedra di Pietro. Ecco, vediamo questo breve servizio e poi ci commentiamo. Questa cattedra, da dove ha insegnato San Pietro, che cosa ha insegnato? Lo studio che aveva fatto, era un pescatore. Insegnava San Pietro e continua ad insegnare da questa cattedra che Dio è amore, è solo amore, amore incondizionato, infinito, impensabile, inimmaginabile, un amore che travolge qualsiasi nefandezza, qualsiasi impurità, qualsiasi sporcizia ha il potere, però perché possa agire c'è bisogno della fede. Allora, la cattedra di Pietro. La cattedra è il seggio episcopale, il seggio dove siede il vescovo, e in un certo senso anche il Papa, per parlare, insegnare, guidare. E noi qui abbiamo una reliquia antichissima, un seggio, una cattedra antichissima. Alcuni vorrebbero farla risalire almeno in qualche struttura all'Apostolo Pietro, ma quello che conta è il significato. Questo seggio episcopale è il simbolo della missione di Pietro. Questa colomba raffigurata sopra indica la presenza costante dello Spirito Santo, dello Spirito di Gesù nel cammino della Chiesa attraverso i secoli. La missione di Pietro è quella che Gesù ha fotografato nella consegna del primato che ha fatto dopo la sua risurrezione. Pasci i miei agnelli. Pascere prima di tutto vuol dire guidare il gregge, guidare nella storia che è sempre faticosa, sempre tumultuosa, guidare nella strada giusta, nella strada del Vangelo e nello stesso tempo tenerlo unito il gregge affinché non ci sia disgregazione, affinché l'orgoglio non crei separazione. E questa è una missione difficile ed è tanto importante, è stata sempre importante nel corso dei secoli, ma oggi in modo particolare perché le forze disgreganti sono tante, quindi io immagino la fatica del Papa. Ci sia anche la nostra preghiera per sostenere il Papa oggi nella missione difficile che riceve dal Signore ogni giorno. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Possiamo essere sicuri, carissimi amici, che non verrà mai meno la fede del Papa, perché Gesù ha fondato la Chiesa su San Pietro. L'Apostolo tra gli altri, quello che di più ha sperimentato la potenza di Dio, cioè la misericordia, perché San Pietro ha rinnegato Gesù, era un uomo come noi, fragile, debole, vigliacco, gli mancava il coraggio, aveva promesso a Gesù ma non aveva mantenuto le promesse, ma Gesù è fedele sempre, quindi Gesù vince la morte, il peccato e la morte e ci travolge con la sua misericordia. Ecco, questo dobbiamo insegnare, non solamente il Papa, i vescovi, i preti, ma ogni cristiano. Perché sei cristiano? Perché hai incominciato a fare esperienza di questa bontà strana, che è più grande della bontà di una mamma, va oltre la natura, perché la natura è malata, e perciò ci sono i terremoti, gli uragani, i tifoni, no? Le inondazioni, perché la natura è malata, è intaccata pure dal peccato, ma la misericordia di Dio no. Allora, l'altro ieri abbiamo ricordato Don Giussani nel suo 13° anniversario, la provvidenza di Dio ha voluto che morisse proprio
il giorno della cattedra di San Pietro, il 22 febbraio del 2005, 13 anni fa, carissimi amici. Allora, la gratitudine per quest'uomo che io ho incontrato nel 1983, ecco, col tempo che passa sempre aumenta, perché senza di lui io probabilmente non sarei né un cristiano mezzo cosciente, praticante, poi prete, ma manco, cioè non mi passava manco per la testa da bambino, da ragazzo, da giovane di fare il prete. Mo lo faccio felicemente da quasi 28 anni, ma non l'immaginavo, perché quando ho incominciato a sentire Don Giussani ho incominciato a sentire vibrare il mio cuore, perché di questo abbiamo bisogno, di qualcuno che ci possa capire fino in fondo, e questo qualcuno è Gesù di Nazaret, che per noi uomini e per la nostra salvezza discende dal cielo, si fa nostro compagno e sale su una croce proprio per prendere su di sé la nostra fragilità e non lasciarci schiacciati. Allora, Don Giussani, ma oggi abbiamo questo nostro grande fratello Francesco, Papa Francesco, Giorgio Mario Bergoglio, che è diventato Papa. Allora gustiamocelo, perché in questi giorni ha fatto gli esercizi spirituali. Allora sono 3 servizietti semplici, senza parole, senza commenti, ecco, che ci raccontano un po' gli esercizi spirituali del Papa. Vediamo. Buenos Aires no ha llorado lo suficiente. Somos infortunios, especialmente este año como hermanos de madre en nuestra arquidiócesis. Que tenía un corazón, ¿de qué tenía el corazón Pinocho? De madera. Jesús es el Señor de la locura. Tengo explicación para el misterio de por qué sufren los chicos. Spondio voveo adiuro, que manum me atango. Queste erano un po' di immagini del cardinalato di Giorgio Mario Bergoglio, Papa Francesco, ho sbagliato io. Adesso vediamo questi esercizi spirituali di questa settimana. Primo il viaggio di Papa Francesco. Ecco, questa è la cosa impressionante, che Dio ha scelto questa strada per manifestarsi. L'uomo, gli uomini, noi, io, tu, con la nostra immagine e somiglianza a Lui, ma anche con le nostre debolezze, con le nostre fragilità. Ecco perché abbiamo bisogno di misericordia, perché Dio non ha paura delle nostre debolezze, delle nostre fragilità, specialmente se le riconosciamo e le riconosciamo con umiltà, magari con un po' di vergogna, perché
quando cadiamo in basso tutti quanti, un po' che vergogna non fa male, ma se confessiamo a Dio e ai fratelli. E vediamoci anche la semplicità dei luoghi in cui è stato Papa Francesco in questi giorni. Ed ora, cari amici, il Vangelo di oggi, bellissimo, stupendo. Mentre facciamo questo cammino dietro a Gesù su questa terra, possiamo chiamarla pure Valle di Lacrime, ecco, venerdì abbiamo fatto una giornata di digiuno, di preghiera, nella mia parrocchia anche di adorazione, per la pace nel mondo, ecco, perché ci sono tante lacrime. Mentre camminiamo in questa valle di tante lacrime e anche qualche gioia, ecco, il Signore ci dà di vivere dei momenti straordinari. Ecco, questo ci racconta il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima. Ascoltiamolo anche e vediamo questo video pure. Vangelo secondo Marco. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi soli, su un alto monte dove si trasfigurò davanti a loro. Le sue vesti divennero splendenti e talmente candide che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così candide. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Allora Pietro, prendendo la parola, disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». In realtà, egli non sapeva quel che diceva, poiché erano stati presi dal timore. Allora comparve una nuvola che li avvolse nella sua ombra, e dalla nuvola si sentì una voce: «Questi è il mio figlio diletto. Ascoltatelo». Ed essi, tutto ad un tratto, guardandosi attorno, non videro più alcuno, se non il solo Gesù, che era con loro. Quando poi discesero dal monte, Gesù comandò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, fino a quando il Figlio dell'uomo non fosse risuscitato dai morti. Essi osservarono l'ordine, ma intanto si chiedevano tra loro che cosa significasse quel risorgere dai morti. Cosa ci potrebbe insegnare Gesù se fosse solamente figlio di uomini, un maschio e una femmina? Tante belle cose, tante buone cose, però, amici miei, questo mistero della nostra vita, che la acchiappi da una parte e ti scappa dall'altra, questa continua ricerca che non arriva, ecco, quanti desideri abbiamo avuto, quanti momenti belli abbiamo vissuto, ma poi si spengono le luci. Cosa ci potrebbe insegnare un uomo come noi? Perché Gesù fa vivere a questi 3 suoi amici questa esperienza e ordina loro, dopo che hanno vissuto questa esperienza,
di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo. Ecco qui la buona notizia, carissimi amici. Se no poi tutto il resto crolla, tutte le riflessioni belle che possiamo fare. Se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Oggi è domenica, è il giorno del Signore, è il giorno della misericordia. Perché? Perché Gesù ha vinto la morte, ha preso su di sé il peccato, ha vinto la morte, perché Lui è Dio, non è un profeta, un uomo di Dio, un uomo ispirato da Dio, un taumaturgo potente. No, Gesù è il figlio di Dio, ha vinto il peccato e la morte, ha compiuto già la salvezza, però rimane questo spazio della nostra esperienza di uomini, la fede. È la fede che ci salva, amici miei, non ci salva né la salute, né i soldi, né il benessere che possiamo ottenere, se benessere lo possiamo, di benessere possiamo parlare, che lo sviluppo tecnologico non lo possiamo chiamare manco benessere, perché non è che si sta bene, ci sono milioni di giovani bruciati, amici miei, e nel futuro ci saranno situazioni pesanti da sostenere, no? Perché il benessere è un'altra cosa, è vivere la propria natura, ecco, capite? Chi è che sta bene? Chi, come San Paolo, fa questa esperienza, incontrare Gesù Cristo risorto dai morti. Io spero che Giuda lo abbia incontrato dopo la morte, lo spero, non sono nessuno per dirlo, ma non è stato così, perché dopo aver tradito Gesù, dopo essersi reso conto della grande cavolata che aveva fatto, è stato pigliato da questa cosa brutta, questa nube scura, soffocante, al punto che ha preso una corda e si è impiccato. Giuda, San Pietro no, grazie a Dio, anche se ha rinnegato Gesù, e la trasfigurazione sembra che non gli fosse servita a niente, no? Perché caspita, tu vedi che Gesù è davvero il figlio di Dio, sta con Mosè, con Elia, vai sul monte, e poi per una femminella che ti chiede ma tu non eri con Gesù, lo rinneghi. È così, siamo tutti così, amici miei, perché parlare a tavolino siamo tutti bravi, poi nella vita ne tremano i gamma a tutti. Ecco, quindi le tentazioni le abbiamo tutte, e chi resiste? Resiste chi ha già sperimentato la misericordia di Dio. Quella è la forza che noi dobbiamo desiderare. San Paolo l'ha avuta questa forza, perciò dice: fratelli, alla seconda lettura di oggi, se Dio è per noi, ma chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio. Ecco, pensare, che tristezza, pensare a tante mamme, a tanti papà che risparmiano ai loro figli i sacrifici, facendo loro un male doppio, no? Che poi esplodono quando trovano qualcuno che non soddisfa i loro desideri, come hanno fatto il papà e la mamma, vanno in escandescenza e combinano guai, il bullismo, la violenza nelle scuole, mamma mia. Egli che non ha risparmiato al proprio figlio la morte, una morte brutta, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme con Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio sceglie per portare nel mondo questa notizia, e non sceglie brave, buone persone, sceglie chi vuole Lui. Ecco, San Pietro, se non avesse incontrato Gesù, avesse fatto una vita meschina come tutti, come tanti. È l'incontro con Cristo, ma non basta solamente seguire Cristo fino a un certo punto, come hanno fatto tanti e come facciamo tanti, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia diventerà veramente potente, che non avrà più paura della morte. Dio è colui che giustifica, e nemmeno paura dei peccati che ha potuto fare, perché in fondo seguire Gesù è per prepararsi
a presentarsi davanti al tribunale di Dio, non al tribunale degli uomini. E il tribunale di Dio è il tribunale della misericordia. Chi condannerà? Cristo Gesù? No, Cristo Gesù è morto, anzi è risorto e sta alla destra di Dio e intercede per noi. Questa è la buona notizia di oggi. Amici, tra noi e Dio c'è sempre Gesù che intercede. E noi se andremo in paradiso, non ci andremo per i nostri meriti, anche i più disgraziati, i più cosiddettosi, quelli che hanno fatto cose brutte, andranno in paradiso, non ci andranno per i loro meriti, ma per i meriti di Gesù Cristo. Basta che anche in punto di morte diciamo: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù ci dice: oggi sarai con me in paradiso, se riconosci che a me è possibile prendere i tuoi peccati e portarti in cielo. Allora, c'è una notizia più bella di questa, amici miei? Secondo me no, perché tutto il resto poi è noi. Allora, buona domenica, arrivederci alla prossima, ma sempre a Dio piacendo. Ciao. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre a puzza sotto naso, facciamo a gara a chi nel nostro spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.